Anche quest'anno un grande successo per il premio che lei organizza, il premio Buttitta. Quale bilancio è possibile tracciare? Il bilancio è più che positivo, siamo all'ultima serata diciamo ed è stata una settimana esilarante e la partecipazione massima e questo naturalmente non può fare altro che farmi felice, ma il merito di tutto questo è allo staff organizzativo, pronto, preciso, disposto ad impegnarsi e a superare tutti gli ostacoli che una iniziativa così variegata, così diciamo fatta di tanti momenti comporta. E il premio va pure il mio grazie alla giuria, precisa, seria, onesta e questo fa sì che il premio cresce sempre di più, dà sempre consenso e lo fa diventare sempre più prestigioso. E che dire, e io stasera, visto che è la serata conclusiva, devo dire solo grazie, grazie a tutti, alle scuole, alle istituzioni, alla stampa, alla televisione. E siete voi che veramente e tutti avete messo un tassello affinché questo premio cresca e cresce veramente, quindi grazie di cuore. Cosa rappresenta per te il premio Ignazio Buttitta? Diciamo che è un nome importante quello di Ignazio Buttitta, non è un nome che si spende certamente a caso. Mettiamola così, l'attività culturale per come l'ho cominciata io, se vogliamo si comincia sempre un po' per passione, un po' per gioco. Pian piano la contezza che si prende nel fare un determinato lavoro, mestiere, è sempre brutto parlare di mestiere quando si sta facendo qualcosa col cuore, no, diciamo direttamente allora che questo premio, se vogliamo, può essere un suggello con il suo nome e ringraziando appunto chi mi ha scelto per un'attività che vuole e che speriamo possa continuare a pungolare le coscienze della gente, degli agrigentini e anche dei non agrigentini, perché ultimamente tramite le trasmissioni culturali, tanto per dire quelle che sono state registrate in televisione, siamo riusciti ad andare oltre la Sicilia, il bacino d'utenza classico che ci permettono appunto le nostre antenne e a diffondere questo lavoro via internet. La casa editrice Einaudi ha pubblicato sul sito internet, sulle pagine degli autori, le serate che sono state fatte con Paolo Sortino e Marco Mancassola, così ha fatto la Bompiani, così ha fatto qualsiasi altra casa editrice che ovviamente è interessata a questo tipo di lavoro e che hanno trovato inedito, perché appunto finora nella penisola italiana è stato ravvisato anche questo come una mancanza, quella di dare rilevanza al momento in cui l'autore presenta il proprio lavoro, la propria opera al pubblico dal punto di vista televisivo. Dedica speciale per questo premio che hai ricevuto? La dedica assolutamente va ai genitori, a Teleagras, che hanno permesso che cominciassi questo lavoro, ma lo devo dedicare anche ad Amedeo Bruccoleri, che con me ha condotto quest'estate, queste serate, e ai miei compagni di redazione di viaggio dell'Alef, senza la quale probabilmente non sarei quello che sono. Per me ogni premio è importante, però questo premio lo ricevo per la saggistica, per il mio libro Un prete scomodo, un libro che ha animato il dibattito e quindi lo gradisco particolarmente, quindi ringrazio la giuria, ringrazio Lina Urso Gucciardino e il professor Enzo Alesi, tutti coloro che hanno ritenuto il mio libro essere meritevole di un premio così prestigioso. Questo premio per lei ha un sapore speciale? Ha un sapore speciale perché io sono stato premiato proprio per le mie ricerche storiche e presumo che sia stato fatto proprio perché io tengo come nota a Teleagras da oltre 7 anni una rubrica intitolata Spigolando nella storia e quindi questo per me è motivo di grande soddisfazione e credo anche per l'emittente che mi ospita. Devo dire che è un premio che mi emoziona e mi inorgoglisce. Aver in qualche modo riconosciuto questo mio impegno diuturno nei confronti della legalità è qualcosa di veramente speciale. Dedico questo premio a Marcello Torre, è un amministratore che nell'80, un sindaco, un avvocato sindaco della Democrazia Cristiana, che è stato ucciso nell'80. In un paesino, era sindaco di un paesino della provincia di Salerno, solo perché non voleva permettere che le infiltrazioni mafiose entrassero nella ricostruzione dell'Irpinia. Ebbene, in un momento di grande decadimento della politica, ricordare qualcuno che ha pagato con la vita il sacrificio più grande, il suo impegno per la collettività, credo che questo premio vada a tanti come Marcello hanno purtroppo perso la vita per questa battaglia. Anche lei tra i premiati del Buttitta, cosa rappresenta per lei questo riconoscimento? È un grande onore per me, è un motivo anche di soddisfazione perché il mio obiettivo quando ho scritto questo romanzo è stato quello di poter ricordare la figura di Giovanni Russo Archeoli,
attore pirandelliano, nonché mio nonno. E aver raggiunto questo traguardo è naturalmente una grande soddisfazione per poterlo sia ricordare a noi stessi che anche agli altri che lo hanno conosciuto. Naturalmente è un premio che desidero dedicare molto alla mia famiglia prima e poi anche a mio nonno stesso, perché grazie a lui se sono a questo punto. Premio Buttitta, che quest'anno è alla sua 13ª edizione, rappresenta per la città di Favara un fiore all'occhiello. È una di quelle manifestazioni, ormai una delle poche che sono rimaste, che sicuramente assurge ad un ruolo di fruizione culturale, di sviluppo delle attività culturali che certamente avranno anche nei mesi prossimi, negli anni prossimi che avremo, rappresenterà sicuramente un fatto di una eccezionale importanza e spero che altre associazioni che operano sul territorio a livello culturale possano farsi carico di iniziative di così tale importanza da rappresentare appunto per noi amministratori davvero qualcosa di eccezionale. Anche la provincia regionale è tra i promotori di questo importante premio, il premio Buttitta. Da sempre la provincia regionale, dove c'è cultura, dove c'è sapere, dove c'è un'indagine, un'immagine complessa di futuro e di civiltà, c'è la provincia di Agrigento. Cosa rappresenta per la provincia? Un grande valore indubbiamente. Il Presidente D'Orsi, lei sa benissimo che sotto l'aspetto della cultura ha sempre potenziato le immagini e i fatti. In particolar modo la Scala Reale è sempre un documento storico che parla di quello che fa il Presidente, ma il premio Buttitta con la instancabile Rina Gucciardino dà il valore dell'essenza del movimento, dell'allegoria, della giovinezza, del futuro, dove si vedono le arti in tutta la loro complessità, dalla poesia alla letteratura, alla pittura, alla fotografia. Poliedrica visione della vita e anche di giovani che si cimentano in questo tipo di arti che tendono a scadere e a decadere, è il sentimento che manca e quando i giovani, nuove leve, affrontano questo tipo di rapporto con le arti figurative, con la letteratura e inventano un linguaggio che talvolta è inesistente o talvolta lo reinventano e lo fanno discutere agli altri e diventa patrimonio di tutti, è molto importante. Si vede che questa generazione, la nostra, ha lasciato qualcosa ai giovani su cui riflettere, meditare e ricomporre il futuro di questo nostro Paese. Il premio Buttitta ancora una volta dà prova di un premio che finisce col cogliere anche ciò che c'è nella realtà in questo momento. Premi a persone straordinarie, ad eccellenze straordinarie, come quelli per esempio dei premi speciali da Maria Grazia Brandara a Gero Miccichè, al professore che ha saputo, forse al professor Leone per la ricerca e poi via via, voglio dire tutti i premi, non vorrei far torto a nessuno dimenticandone alcune, ma credo che queste personalità, queste eccellenze siano la prova concreta che in questa provincia c'è grande fermento, c'è grande possibilità, c'è anche grande voglia di riscatto. Tra un po' la poesia sarà al centro, il libro sarà al centro del premio Buttitta, proprio perché dalle mostre fotografiche, dal museo ed infine le mostre di quadri e di fotografie, insomma l'arte al centro, l'arte, la bellezza, la cultura, la letteratura, la musica soprattutto insieme alle altre voci, insomma suoni, colori, per fare della cultura un vero investimento. Ecco perché deve tornare ad essere al centro anche di ogni attività e credo che qui i premiati stiano dando anche prova. Il giovanissimo Gero Miccichè, giovanissimo ma grandissimo, ha raccolto qui tra il pubblico un consenso che anche per la giovane età, devo dire, per chi lo conosce certamente non inaspettato, ma per chi oggi l'ha ascoltato è stato davvero anche qui una bella sorpresa. Sono contento di consegnare questa targa a Gero Miccichè, perché noi ci siamo conosciuti recentemente a una premiazione a un autore molto giovane, Davide Mancassola, se non ricordo male, per un libro, Marco Mancassola, per un libro bellissimo e struggente, che ha un titolo meraviglioso che non ricordo, ma ricordo di aver letto 2 o 3 racconti affascinanti. Qual è la cosa che più mi ha colpito di Gero Miccichè? Che al di là della descrizione dei fatti che narrava l'autore che venne a presentare il libro, quello che più mi convinse fu la presentazione che egli fece di quel libro, non essendo l'autore. Ne era entrato in possesso così, in maniera così forte, così evidente, così totalizzante, da farlo suo.
ed è una grande abilità, modesto parere. Ritengo che sia una promessa e una premessa del futuro culturale di questo paese, e non parla della provincia di Agrigento sicuramente. Auguri! E allora Geno, secondo te qual è il livello culturale in provincia di Agrigento e quale fermento hai colto durante la tua attività? Mi chiedi un'analisi difficile, Raimondo. Francamente penso che non si fa ovviamente mai qualcosa, non si pungola mai se non si vede che ci sono dei vuoti da compensare, qualcosa. Però questo non vuol dire ovviamente che Agrigento sia una città che non abbia un vero fervore culturale, dobbiamo dirla tutta. Agrigento, come ci dimostra la nostra storia letteraria, sociale, umana, è una città, è una provincia fatta da persone che dimostrano e hanno una contezza della vita, dell'umanità, delle cose che ci sono forse in pochissimi altri posti che io abbia visto al mondo, non che abbia girato il mondo, però francamente un po' anche raffrontandomi con altre culture negli ultimi 10 anni universitari o girando un po', penso, e forse c'è un po' di campanilismo in questo, che la Sicilia e Agrigento a suo modo siano veramente dei posti, non è un modo di dire, sono veramente dei posti in cui c'è un fuoco che ribolle sotto la terra. Ebbene, non è un caso che abbiamo avuto gente come Pirandello, Nobel, Leonardo Sciascia, abbiamo Camilleri, ne potremmo fare di noi. Potremmo fare il nome di Antonio Russello, che è appunto quello che stiamo a Favara, sul quale dedicheremo una retrospettiva con l'Alef tra qualche mese. Bene, quindi in fondo qual è il punto? È questa terra da un lato che penso mi abbia dato un certo fervore. Certo devo ringraziare i miei genitori, devo ringraziare di aver avuto una televisione da giovanissimo, non sono privilegiato, a 16 anni ho cominciato a fare l'intervista, a 17 anni ho potuto intervistare Capossela, quindi sono stati stimoli che altrimenti forse non avrei potuto cogliere. Una rivista serve lo stesso a veicolare la cultura, però mi piace pure pensare una cosa, mi piacerebbe ricollegarmi a quello che hanno detto anche i primi 3 premiati qua, che c'è stato un leitmotiv appunto. Tutti hanno parlato in qualche modo, parlando della propria attività, dell'importanza di cambiare qualcosa, di un neue Kunst appunto, no? Chi tramite la legalità, la musica, la ricerca storica. Ebbene, la letteratura in un modo o nell'altro, secondo me non avrebbe senso altrimenti, e quanto mai come oggi che vivono tempi decadenti dal punto di vista sicuramente etico, ma dal punto di vista sociale, questo si riversa sulla nostra società, i tempi che viviamo, i governi che cambiano, che cadono, queste fasi di transizione non sono sicuramente frutto di casualità, sono cose che dovrebbero farci riflettere. Bene, la letteratura, e questo è il motivo per cui penso sia importante portarla in TV e portarla sempre più nelle case della gente, è lo strumento principe per la presa di coscienza che un giorno dovrà forse, speriamo, far cambiare. Grazie.